Questo servizio è offerto dal maestro Cleo. Come essere simpatica al primo incontro, e poi per sempre. Di la verità, sei una persona intelligente e che riesce bene nella vita, ma quando si tratta di rompere il ghiaccio con una persona o di iniziare una conversazione oppure quando ti trovi faccia a faccia con un uomo che ti piace, la tua autostima precipita a livelli abissali e ti riesce molto difficile essere simpatica? Tranquilla, è un problema comune a molti, sia uomini, sia donne. Non è facile essere simpatica, lo sai che è più semplice essere disinvolta durante un esame universitario per il quale ti sei preparata o per un'interrogazione a scuola, hai presente? Piuttosto che in una breve conversazione a quattro chi con una persona che hai appena incontrato. Soprattutto se la trovi interessante e vuoi far colpo. C'è una buona notizia, puoi imparare a essere simpatica e puoi farlo in modo semplice e divertente per te, scoprendo tante cose sulla tua vera personalità e sul comportamento degli altri. Il che è molto utile quando si tratta di conquistare un uomo e di realizzare una relazione salda e duratura. Che cosa ti fa essere simpatica? Intanto, un po' di cultura pronta all'uso. Simpatia viene dal greco simpateia, che è una parola composta che significa provare emozioni con l'altra persona. Essere simpatica significa essere in grado di entrare in sintonia. Dal 1979 porta avanti il suo cammino esoterico con professionalità e rispetto, aiutando chi soffre d'amore, perché lui è l'unico ad essere in possesso di supremi sistemi di legamenti e ritorni d'amore. Cleo, il santone di Avella, potentissimo maestro esoterico di quest'epoca, si avvale della suprema esperienza dell'astrologa Marta per poter analizzare i vostri problemi prima di intervenire in aiuto. Cleo, il santone di Avella, il più imitato. Cleo, il santone di Avella, l'unico ad essere autorizzato a rilasciarvi ricevuta fiscale per ogni suo intervento. Per appuntamenti 338 75 92 214. Con l'altro per quel che riguarda la gioia, ma anche il dolore, il divertimento, l'allegria, la concentrazione e tutta l'infinita gamma di emozioni che una persona prova. Perfino, senti un po' l'eccitazione e la tensione sessuale. Mica male come cosa, la simpatia è l'ingrediente base dell'attrazione sessuale, è una componente fondamentale per far scattare la scintilla fra due persone. Non solo, la simpatia è una abilità relazionale il cui seme che può essere piantato dentro di sé, coltivato e fatto crescere. Basta che tu lo voglia e basta che tu segua alcune piccole regole, per ricevere immense gratificazioni della tua vita con gli altri. Che dici, hai deciso di scoprire come essere simpatica? Potrebbe essere una delle esperienze più trasformative della tua esistenza. Di seguito ti propongo 10 regole d'oro per essere simpatica e affascinante, senza sforzo. In modo naturale. Essere simpatica, 10 semplici passi. Ormai è provato da molti e diversi studi di psicologia e di sociologia, le persone si fidano e trovano più rassicuranti coloro che in qualche modo e anche solo a pelle considerano più simili a se stesse. Per essere simpatica devi fare un click, uno scatto, esattamente come il click della macchina fotografica. Questo click avviene nel momento in cui trovi un argomento di conversazione comune tra te e l'altra persona. Quindi, 1. Trova qualcosa che accomuna te e il tuo interlocutore. Se sei in un locale potrebbero essere i motivi per cui siete entrambi lì, magari ci siete stati trascinati a forza dai rispettivi amici, o perché vi piace la musica o il silenzio o un bevanda o un cibo particolare. Se tu e lui state bevendo un mojito, potrebbe essere, ehi là, un altro mojito dipendente, come me. 2. Ascolta quello che l'altro dice. Conversare e stare in una relazione vuol dire dare il giusto spazio a se stesse e il giusto spazio all'altro. Lo spiego bene nel mio percorso come sedurre un uomo senza stress. Ascoltare l'altro significa metterlo al centro dell'attenzione. Che dici, questo ti fa essere simpatica? 3. Incoraggia l'altro a parlare. In che modo? Facendogli delle domande su di lui, non facendogli l'interrogatorio, Pensaci un po', esiste un argomento di conversazione più interessante che parlare di se stessi? No di certo, soprattutto per l'essere umano di sesso maschile. 4. Fai delle domande. Se lui ad esempio parla delle sue ultime vacanze alle Barbados, chiedigli, come sono le Barbados? Come si chiamano gli abitanti? Porre domande interessanti non invadenti, ti fa essere simpatica e ti fa ricordare.
5. Usa il linguaggio del corpo per fare vedere che sei concentrata sull'uomo con cui stai parlando, non perché è bello o ricco o perché sei alla disperata ricerca di un uomo, ma perché sei interessata a lui come persona, perché vuoi entrare davvero in connessione con lui. Fagli vedere con il tuo sguardo e con il contatto visivo, guardalo negli occhi con interesse e dolcezza, che lo stai ascoltando veramente e che stai parlando proprio a lui e non al vento o a un interlocutore immaginario o, peggio che peggio, a te stessa. Tieni le braccia distese e il corpo in una postura di apertura, sempre rivolto a lui. Essere simpatica con tutto il tuo corpo ti rende estremamente attraente, senza costringerti a recitare o a svenderti. 6. Impara a parlare e impara a tacere. Anche in questo caso, presta estrema attenzione alle persone che hai davanti. A tutte le persone, non solo all'uomo che vuoi conquistare. Essere simpatica non significa darti da fare per compiacere solo chi ti attrae, ma essere attenta alle esigenze e alle sensibilità di tutti coloro con cui tratti. Credi che un uomo intelligente e interessante non si accorga del fatto che tu faccia l'antipatica con tutti e poi con lui diventi un agnellino di disponibilità e di dolcezza? Credi che un uomo che sa il fatto suo non soppesi la falsità di un comportamento del genere? Ti sbagli di grosso. Essere simpatica è un'attitudine interiore di amore e vera collaborazione verso gli altri. Tutti gli altri. 7. Contieniti. Questo è un di cui del punto 6. È assodato che le donne, soprattutto quando partono, parlano molto di più degli uomini. La mia esperienza mi dice che rispetto a questo fatto, in genere, gli uomini vivono una sensazione contrastante, amano ascoltare le loro compagne parlare, se la conversazione è lieve, interessante e anche se possono imparare qualcosa che non sanno e che potrebbe tornare loro utile. Detestano il fatto che una donna si sbrodoli in lamentele e in dettagli che loro non ritengono interessanti, tipo le faccende di casa. Quindi, ripeto, capisci quando è il caso di tacere e quando è il caso di parlare, di che cosa e quanto a lungo. Questa abilità ti spiana le strade a una relazione davvero felice e in piena connessione con il tuo compagno. 8. Fai più vita sociale possibile. Questo significa che devi cogliere ogni piccola occasione, anche la pausa caffè al bar o il viaggio in tram, per scambiare 4 chiacchiere leggere con gli altri. Senza rompere l'anima a nessuno, ovviamente. 9. Buttati. E che ti frega? Se per caso una conversazione si arena e senti che sta per arrivare un rifiuto da parte dell'altro, fai un bel sorriso, guarda l'ora ed esclama impressionata: "Ah, scusa, ho un appuntamento importante". 10. Pratica, pratica, pratica. Non permettere agli altri di monopolizzare la conversazione e di tenere banco, intervieni, interrompi, chiedi precisazioni, esprimi la tua opinione. Insomma, fai un passo avanti. Ora fammi capire che sei davvero simpatica, metti il tuo mi piace a questo video.